Enrico Mastella, presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Vicenza. Mastella, qual è la novità oggi in carcere a Vicenza? La novità di oggi è che oltre alle partite che andiamo a disputare mensilmente con la squadra del CSI, quella del Real CSI, che ogni mese disputa una partita di calcio o di pallavolo, o quella che nel periodo primaverile coinvolgiamo le scuole medie superiori a questi incontri di calcio, oggi è entrata l'US6 di Vicenza e a suo tempo c'era stato richiesto da parte dell'US6 di disputare una partita all'interno della gara circondariale, abbiamo attivato la procedura di autorizzazione e tutto e oggi sono qua dentro a disputare una partita di calcio con i detenuti. Ecco, il CSI invece fa un'attività settimana per settimana, di cosa si tratta? Il CSI dal 99 opera all'interno della cara circondariale con varie attività, quella prevalente è quella diciamo, legata alle attività ludico-motorie. Abbiamo 5 insegnanti di educazione fisica, diplomati ISEF, che disputano la loro attività, il loro impegno a un'attività ludico-motoria per i detenuti delle varie sezioni. Poi abbiamo, ripeto, delle partite di calcio e pallavolo all'interno, abbiamo organizzato gare di atletica, abbiamo un maestro di yoga che fa un corso di yoga sia per agenti di polizia penitenziaria che per detenuti dell'alta sorveglianza e poi abbiamo tutte le attività di formazione all'interno come corsi per l'alimentazione sportiva, traumatologia sportiva, pronto soccorso, corsi per allenatori di pallavolo, calcio, di atletica, un po' tutto quello che attiviamo all'esterno della struttura carceraria, all'interno del centro sportivo italiano, lo applichiamo qua dentro con la stessa diciamo, importanza, con lo stesso impegno e soprattutto con le stesse persone qualificate professionalmente. Ecco, la finalità qual è? Ma la finalità primaria è quella di avvicinare il mondo esterno al mondo interno. Spesso e volentieri il carcere non è considerata una struttura della società civile, invece è una parte della società civile, per alcuni è la peggiore, noi invece non siamo di questo avviso, per cui l'aspetto primario è quello diciamo, di di creare questa sinergia e questo contatto tra la società civile esterna e quella interna. L'altro è quello di dare un'opportunità alle persone che sono qua dentro, che hanno sbagliato, di capire che il mondo esterno è disposto a mettersi in contatto con loro, a relazionare con loro e a far sì che poi escano magari con la consapevolezza che si possono giocare una seconda possibilità, stando nelle regole e nel rispetto degli altri e delle istituzioni.